50 colpi al giorno, non dovete fare nient'altro. È diverso quando sono gli altri che ti attaccano. Dove devi sparare? Chi è che ti dice dove devi sparare? La nostra artiglieria era completamente impreparata. Ma fra Caporetto e il Piave, fra l'ottobre 17 e il giugno 18, anche i nostri ufficiali di artiglieria hanno studiato come fanno i tedeschi quando vengono attaccati. Ed è passato un nuovo concetto, che è la contropreparazione, che vuol dire questo: quando gli altri che ti vogliono attaccare cominciano a sparare, ecco, nel caso di Caporetto gli ordini per i nostri cannoni erano: state bravi, tranquilli, zitti, quando avete l'impressione che gli altri attaccano magari cominciate a sparare, però poco, perché i proiettili costano. Adesso il discorso è completamente diverso. I proiettili costano, pazienza, per una volta spendiamo. Il Piave bisogna tenerlo, c'è